Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Il coronavirus ha risvolti di vario tipo. Uno di questi risvolti è quello sulle aziende, quelle che naturalmente lavorano con la Cina sia in import che in export. L'emergenza coronavirus non è circoscritta solo all'ambito sanitario e inizia a produrre i suoi effetti sull'economia. Il mercato cinese è strategico anche per l'export bellunese, che ha nel settore dell'occhialeria il suo core business, e i primi contraccolpi si sono subito fatti sentire. Luxottica, che a Gaobu ha un polo di produzione con 3 stabilimenti e un centro di distribuzione, ha prolungato la chiusura delle fabbriche fino al prossimo 10 febbraio, ben oltre il periodo tradizionalmente osservato per il Capodanno cinese. Sospese le attività di vendita nell'epicentro dell'epidemia Wuhan e a Hubei e bloccate le trasferte da e per la Cina. Stessa situazione per Safilo, che ha uno stabilimento produttivo a Suzhou e gli uffici commerciali a Shanghai. I timori per i risvolti negativi causati dall'epidemia sono forti e per l'economia mondiale già si parla di pandemia. Pagano già i titoli quotati alle borse di Shanghai e di Hong Kong, sofferenti quelli scambiati a Tokyo. Il comparto più colpito è quello del lusso e l'occhialeria è uno di questi, con un giro d'affari stimato in provincia di Belluno in oltre 203 milioni di euro. Ma, spiega la Camera di Commercio di Belluno Treviso, il mercato cinese è importante anche per le aziende della gomma plastica e dei macchinari. Grazie alla Cina, lo scorso anno l'export di macchinari è stato pari a un più 115%. 64% il balzo in avanti del comparto gomma plastica. E in varie scuole del Veneto c'è preoccupazione per il rientro degli studenti cinesi che erano andati in patria appunto per il Capodanno cinese. Io sono per dire che prima di rientrare a scuola si deve accertare che tutto sia sereno. Un controllo attento degli studenti di rientro dalla Cina prima del loro ritorno in classe. Interpreta la preoccupazione di famiglie e mondo scolastico l'assessore all'istruzione della regione Elena Donazzan, invocando massima prudenza per tutelare i ragazzi dal coronavirus. E tutto questo mentre da 2 giorni anche in Veneto è stato abolito il certificato di riammissione a scuola di bambini e ragazzi assenti per malattia, provvedimento accolto con favore dai pediatri. È anacronistico e finalmente è stato eliminato anche in Veneto questo tipo è un aggravio burocratico e basta. Ma per Donazzani il certificato sarebbe anche troppo poco. Oggi bisognerebbe pensare a una quarantena, al tempo erano 40 giorni, ma io credo che i medici decideranno qual è il tempo congruo, ma dobbiamo mettere in sicurezza i nostri confini. Genitori ma anche presidi in prima linea per capire cosa fare a livello nazionale come locale di fronte al rientro di studenti che hanno trascorso periodi in Cina. Il messaggio ai colleghi è di non contribuire ad allarmismi. Allo stato attuale, per quanto capiamo, non c'è motivo di preoccuparsi. Dobbiamo distinguere quello che è il caso sospetto, cioè il bambino o l'adulto che ha una sintomatologia acuta respiratoria grave da richiedere un ricovero e che abbia la presenza nei 14 giorni precedenti dalle zone cinesi, soprattutto dalla zona di Wuhan. Non è detto che un bambino, perché provenga dalla Cina, ma se non ha nessuna sintomatologia, sia un bambino malato o che possa trasmettere, a quello che si sa al momento, la malattia, la patologia. C'è da dire che poi in un mondo globalizzato non c'è solo il coronavirus, ma c'è una costante attenzione del movimento di uomini e animali, come per esempio la preoccupazione per la peste suina. Ad una settimana dal sequestro da parte della Guardia di Finanza di quasi 10 tonnellate di carne suina proveniente dalla Cina e introdotta in Europa in violazione delle norme e potenzialmente contaminata dalla peste suina, si è riunito il tavolo con le autorità competenti in materia di sanità pubblica. Un incontro per tenere alta la guardia con Palazzo Moroni, pronto a chiudere le attività commerciali non in regola. La riunione è però servita per costruire le condizioni per ottimizzare il coordinamento tra tutti i soggetti che lavorano su questo fronte, quindi noi come Comune, l'ULSS, la Guardia di Finanza e altri enti, per fare in modo che tutte le informazioni siano messe a disposizione di ogni singolo ente e quindi attivare al momento del bisogno tutte le procedure che ogni ente può mettere in campo. Noi come Comune, lo ribadiamo, se ci dovessero avvertire di situazioni
che possono essere nocive per la salute pubblica, non esiteremo di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, fino anche all'ordinanza che può mettere in campo il sindaco proprio per la tutela della salute delle persone, che può portare anche eventualmente alla chiusura di attività. E per quanto riguarda l'autonomia del Veneto, oggi il Presidente della Regione Luca Zaia era a Roma proprio per un'audizione per le questioni regionali e ha cercato di smuovere qualcosa. Io non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono, nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. Non usa mezzi termini il governatore Zaia e continua a ribadire che la bozza d'intesa c'è ed il Veneto, per storia, parametri e virtuosità, deve candidarsi a gestire in maniera solida l'autonomia nelle 23 materie richieste. Audizione stamani in Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Ad ora, 830 giorni dopo il referendum promosso da 2.328.000 veneti, la situazione è di stallo, lo ribadisce l'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Penso che i lavori per casa la Regione Veneto li abbia fatti compiutamente, e che se fosse per la Regione Veneto, per l'impianto che è stato dato alla proposta, che era la proposta che avevo elaborato anch'io all'interno del Ministero degli Affari Regionali al tempo, si potrebbe benissimo fare, basta che ci sia la volontà politica. Rispondendo ai parlamentari, Zaia incalza, sottolineando come ora il Veneto si aspetti che la partita dell'autonomia riprenda, consapevole, ribadisce, che al Parlamento spetti il compito di approvarla. Non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto, e ci siano regioni in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma. Ci fermiamo per una pausa, poi andiamo a vedere come è stato rifatto galleggiare uno dei simboli della grande acqua alta di novembre. È stato sicuramente uno dei 3 o 4 simboli del disastro di Venezia con la grande acqua alta, con l'acqua grande del 12 novembre. Stiamo parlando del vaporetto scaraventato sopra il pontile in pietra del lato sud della Giudecca, proprio nella notte drammatica. Le operazioni sono iniziate ieri, terminate oggi poco dopo le 17, un lavoro certosino curato nei minimi dettagli, il cui costo 15.000 euro per recuperarlo, non noccioline, è a carico di AVM, come indicato dalla struttura commissariale post emergenza acqua alta. Con gru e catene il vaporetto è stato sollevato a prua in modo che le idrovore potessero pompare l'acqua fuori dalla cabina di scafo. Nel pomeriggio, con l'imbarcazione ormai libera dalla morsa della pressione dell'acqua, sono state tappate con cunei e cemento rapido le falle nello scafo causate dallo sbattere e dal danzare, diciamo così, sul pontile in marmo durante l'acqua alta, e a quel punto è stato liberato dalle catene, tornando a galleggiare. Insomma, l'acqua alta era riuscita a muovere anche un bestione come il vaporetto. E invece parliamo di chi subisce furti e rapine a ripetizione. Ci sono a volte degli esercizi commerciali che hanno subito 3-4 rapine, ma quando arrivi a 14 inizia a diventare un po' pesante. 14 furti in 6 anni, è accaduto un'altra volta questa notte qui all'autocarrozzeria Moderna in via Giustizia a Mestre. È successo poco dopo mezzanotte. Rotte 2 vetrate, scassinati distributori automatici, pneumatici lanciati tra i rovi. Il titolare, sul posto da quasi 40 anni, è disperato e molto arrabbiato. Ormai sono
I danni stimati che guardavo stamattina, ormai siamo passati i 400.000 euro, non è possibile che noi lavoriamo per pagare i danni fatti da altra gente, perché in via Giustizia, proprio in via Giustizia bisogna dirlo, non c'è sicurezza, perché qui non c'è sicurezza né, come si può dire, per la gente che vive qua, ma neanche sicurezza se succede qualcosa, perché non abbiamo niente, siamo stati dimenticati dal mondo. In 6 anni, evidenzia Favaretto, non è stato fatto nulla nonostante le segnalazioni e le numerose manifestazioni cittadine per sollevare il problema. Si tratta infatti della stessa via in cui si trova quella che fu denominata la Casa degli Orrori. Io non riesco a dormire la notte, la mia famiglia non dorme la notte e io non posso lavorare per pagare i danni, non riuscire a vivere. Penso che anch'io ho bisogno di vivere come qualsiasi persona normale. E dopo c'è un'altra cosa da dire. Se noi molliamo tutto, qui ci sono 20 famiglie che vivono e 20 famiglie che mangiano sull'autocarrozzeria moderna perché lavorano qua e vive tutta la sua famiglia. Penso che sia una cosa che ha una certa dignità. Anche le istituzioni, dice, non muovono un dito. Ha scritto al sindaco Brugnario e al prefetto Zappalorto, ma nulla. Dimenticato da tutti, perché da stamattina non mi ha chiamato nessuno. La polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che hanno mandato una mail non mi ha chiamato nessuno. Io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità, mi vergogno di essere italiano. Qua per risolvere ci vuole l'esercito in strada, non c'è niente da fare, bisogna fare vigilanza su questa via. Questa via, da quando è stato chiuso il sottopasso che è solo pedonale, la gente viene qua, c'è una casa abbandonata, l'ex Falegnameria, che vanno a dormire là, perché anche ieri sera alle 5 è intervenuta la polizia, che saranno state una ventina di persone, li ha riconosciuti tutti, però dopo alla fine dormono là, alla mattina escono, ma questi qua non si sa cosa fanno. Io adesso non voglio incolpare nessuno, però voglio che qualcuno si metta nei miei panni. 14 furti, io e mio figlio che non sappiamo più cosa fare. Bisogna aumentare l'illuminazione, mettere le telecamere, fare tutte queste cose. Penso che le tasse le paga anche via Giustizia, o via Giustizia deve morire, perché se deve morire ce lo devono dire, non paghiamo più le tasse. Intanto a Padova, per una rapina, un tabaccaio è finito in ospedale. Che ormai Padova secondo me è fuori controllo sotto questo aspetto, quindi sono preoccupato. Erano le 10 del mattino quando, in questa tabaccheria di via Monte di Pietà, la strada che collega Piazza dei Signori a Piazza del Duomo, entra un giovane tunisino. Prende un pacchetto di sigarette, poi fa per uscire. Il tabaccaio chiede i soldi. Di reazione, il tunisino lo minaccia pesantemente. Chiama la polizia e ti vengo a cercare e te la faccio pagare. Tutto accade in pochi minuti. Il tabaccaio chiama il 113 e poi si sente male. La polizia arriva e grazie alla descrizione fornita individua il probabile rapinatore a poche centinaia di metri dal negozio in Piazza delle Erbe. Il tunisino viene fermato ma oppone resistenza, il tutto sotto agli occhi delle centinaia di persone che affollano ogni giorno la zona a ridosso dei banchi del mercato. Per l'uomo, senza fissa dimora e con una lunghissima sfilza di precedenti, scatta l'arresto. Addosso gli agenti della questura gli trovano una lama per cui sarà denunciato. Nel frattempo il tabaccaio, dopo una visita al pronto soccorso, viene dimesso. Un altro episodio di violenza che fa salire la tensione in città. Per carità, ma roba da matti, guarda, non si può più. Questo mondo proprio andiamo male. Sì, bello, molto bene, continuiamo così, non potremo più uscire, basta. Cosa possiamo fare? Li prendono, li mettono dentro, poi li mettono fuori, li premiano, messi premio, tutelati, coccolati, difesi, compresi, amati, mentre il povero disgraziato è boicottato, annientato. Pina, che ne sa, di tutti i colori qua a Padova, violenze sulle auto e il resto. Non si può più vivere, Veniamo qua in giro anche se siamo in centro, ma ne capita di tutti i colori. Domenica c'è il Bomba Day, nel frattempo anche giornate di difficoltà nella navigazione acqua in laguna a causa della nebbia. Da lunedì una fitta coltre di nebbia sembra essersi impadronita di Venezia. In alcuni casi la visibilità in laguna si è ridotta anche a meno di 50 metri, creando notevoli problemi
parecchie limitazioni e diverse interruzioni al trasporto pubblico in laguna. Per ovvie ragioni di sicurezza della navigazione abbiamo dovuto limitare al minimo le tratte di percorso, soprattutto negli attraversamenti dei canali marittimi. Molte sono state le limitazioni come previsto dal piano nebbia stilato su indicazione della Capitaneria di Porto. Sono state penalizzate le tratte dal Lido verso l'ospedale civile o i collegamenti dal Giudecca verso Piazzale Roma con limitazioni a tronchetto. Dalla nebbia si passa alle prescrizioni previste per il Bomba Day di domenica 2 febbraio, che avrà ripercussioni anche nella navigazione e per il ferrybot. In linea 17 dovremo sospendere il servizio più o meno dalle ore 7:30 alle ore 12:30. Garantiremo un servizio di collegamento per il Lido verso Ponte Sabbioni per garantire la mobilità veicolare. In linea 16 andremo a rinforzare il servizio raddoppiando la frequenza con corse ogni mezz'ora per garantire l'accessibilità dalla terraferma verso il centro storico con arrivo alle Zattere. Ci sarà anche una seconda fase più delicata nello svolgimento delle operazioni. Quando l'ordigno bellico attraverserà la bocca di porto di Malamocco, dove probabilmente dovremo intervenire con dei ritardi o delle brevi sospensioni della linea 11. E ci risiamo, anabolizzanti per palestre o per ciclisti amatoriali, anche 3 persone denunciate nel Padovano. Un indagato vive nell'Alta, 2 nella Bassa. È coinvolta a pieno titolo la provincia di Padova nella rete di trafficanti di sostanze anabolizzanti fermata dai carabinieri di Ascoli Piceno. 55 in totale gli indagati in tutta Italia con le accuse di ricettazione, utilizzo, somministrazione di farmaci e altre sostanze per alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Un giro d'affari di circa €500.000 per questa organizzazione che grazie all'uso di ricette mediche falsificate riusciva a mettere nel mercato farmaci a livello nazionale. Le sostanze venivano acquistate in alcuni paesi dell'Est Europa, Bulgaria e Polonia, e rivendute poi in 30 province italiane. Qui nelle ultime ore sono state eseguite 55 perquisizioni, con il sequestro di migliaia di confezioni di farmaci come il nandrolone, il testosterone, steroidi, anabolizzanti e l'ormone della crescita. Un allarme a bomba a Padova, ne parliamo dopo la pausa. Andiamo con le immagini di Francesco Rattai a vedere un allarme bomba nel tardo pomeriggio a Padova tra via Breda e via Santa Lucia nel cuore del centro per il ritrovamento di uno zainetto abbandonato. La zona è stata chiusa al traffico per circa 2 ore. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri con l'ausilio della polizia locale che hanno fatto scattare quello che è previsto, il protocollo in queste situazioni. Lo zainetto è stato fatto brillare e adesso dal tardo, quasi insomma nella prima serata, la zona è stata riaperta. Parliamo di chi fa testimonianza, lo fa da tanto tempo, Enrico Vanzini, il suo racconto di quella che è stata la sua esperienza dura di internato italiano a Dachau. Io ho lasciato tutta la mia gioventù e ho lasciato metà della mia vita là, perché pesavo 86 kg quando mi hanno preso in Grecia e sono arrivata a casa ne pesavo 29,300. Enrico Vanzini, classe 1922, artigliere in Grecia, internato dopo l'8 settembre in Germania, condannato a morte, pena poi commutata nella prigionia nel lager di Dachau. Ci ha messo 60 anni a rompere il silenzio. Originario di Varese, dal campo di concentramento tornò devastato, l'ospedale più vicino era a 25 chilometri. Mio padre, pensate, con un cavallino e un biroccio a 2 ruote mi portava, mi chiamava al mattino alle 4 e mi diceva: forse Enrico bisogna andare perché che sei venuto a casa, non voglio che rimani, no, adesso che ti porto al cimitero, voglio che resti con me. Di quello che aveva patito non parlava. Io non gli ho mai raccontato
quello che veramente ho passato, perché c'avevo anche la mia mamma che non era tanto in condizioni di salute. Lavoro l'ha trovato in Veneto, a Trebaseleghe, in una cantina, e qui è venuto a vivere a Santa Croce Bigolina, poco lontano da Cittadella. Il padrone mi ha detto: bevi vino? No, per carità, sono astemio. Allora domani vieni qua che sei già assunto. I sacrifici per la moglie e i figli, ho fatto tutto per loro, dice. Il comune di Padova e quello trevigiano di Vedelago lo hanno voluto cittadino onorario, a sostenerlo nel lager la profonda fede. Ho schivato 2 o 3 volte la fucilazione, no? E quindi io dico la verità, no? Io ringrazio molto, no, chi mi ha dato la possibilità di tornare a casa, che è all'alto. Per questo è giusto fare inchieste a Torre Belvicino. Torre Belvicino non rimarrà senza conseguenze la posizione del volantino alla bacheca del Partito Democratico del Paese, inneggiante alla riapertura dei forni. Il cartello consegnato ai carabinieri verrà acquisito dalla procura, che aprirà un'inchiesta. La procura del Tribunale di Vicenza ha disposto infatti i primi accertamenti ed è in attesa di entrare in possesso degli esiti della fase preliminare delle indagini dei carabinieri. Le ipotesi di reato, anche se non ancora formulate, che il magistrato potrebbe ravvedere vanno dall'apologia fino all'istigazione all'odio razziale, visti i contenuti delle frasi. Nessuna pista è tralasciata dagli inquirenti, che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza raccogliendo testimonianze. Obiettivo: dare un nome che ha vergato il foglietto, e già vi sarebbero dei sospetti su qualche personaggio del paese simpatizzante dell'estrema destra. Un anno di ricerca, questo è il risultato dei 2 concerti di Natale fatti da Red Canzian per aiutare la città della speranza. Appunto si pagherà un giovane professionista per un anno di lavoro sulla ricerca. Fiaccole alzate a teatro sulle note di Stare senza di te, in nome di un progetto più grande, la salute dei bambini. Consegnati idealmente alla Città della Speranza di Padova, il frutto dei 2 concerti di Natale voluti da Red Canzian, un regalo in carne e ossa, un anno di lavoro di questo giovane ricercatore, Mattia Saggioro. Noi, persone privilegiate e fortunate, perché la vita ci ha sorriso, che abbiamo dei figli sani, far qualcosa e poter aiutare, ahimè, genitori che non hanno avuto la stessa fortuna, credo sia, questi sono i veri regali di Natale, senza nessun eroismo, cioè è una cosa che chiunque abbia avuto una vita buona dovrebbe fare, io credo. Concerti di famiglia li ha chiamati Canzian, che in questo lavoro ha avuto a fianco la moglie Bea e i figli Phil e Chiara. Un sogno diventato realtà nel volto sorridente di Mattia, che ci racconta come userà quest'anno nel suo laboratorio. Mi occupo di un tumore pediatrico che si chiama rabdomyosarcoma e affligge praticamente bambini in fascia pediatrica, appunto, e purtroppo i tassi di sopravvivenza per questo tipo di tumore nei casi più difficili sono molto bassi, si attestano intorno al 10%. A ospitare i 2 concerti il Teatro Goldoni di Venezia e il del Monaco di Treviso, ma le date a dicembre 2020 saranno 3, promette Red Canzian, con l'aggiunta del Teatro Verdi di Padova. Faremo il concerto anche al Verdi, ma poi è nato un amore con il Teatro Stabile del Veneto, stiamo producendo un'opera rock che ho scritto, che vedrà la luce nel 2021. L'anno prossimo vedremo 2 ricercatori seduti che ringrazieranno tutti quelli che hanno partecipato a questi concerti e che lavoreranno in nome di Red Canzian, che insomma è lui che adesso li sta contribuendo per sostenere, ma soprattutto per far guarire sempre più bambini. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.